Ce le prepariamo 2 graffe napoletane, che dite? Mamma mia. Cioè, avevo proprio quella voglia di graffa e me la sono fatta stamattina. Ma sono buonissime. Le prepariamo insieme? Andiamo. Con la dose che vi do escono queste qua e queste qua. Per queste graffe ho cotto le patate, le ho schiacciate con lo schiacciapatate, le ho fatte anche raffreddare un po'. Ho aggiunto la farina, le uova, ho grattugiato un limone grandicello, era limone, ho sciolto il lievito di birra fresco in un po' di latte, sono 50 ml di latte con un cucchiaino di zucchero. Ecco qua. Io ci aggiungo la strega, ma ci potete aggiungere anche il limoncello come preferite, se non vi piace non ce lo aggiungete proprio. E questo è a gusto personale. Ecco qua. Ci aggiungo la vanillina, vaniglia, bacca di vaniglia, quello che avete a casa, quello usate. Un bel cucchiaio di burro, se avete anzogna, sugna, meglio ancora. Ho aggiunto tutto, inizio ad impastare. Potete anche impastare con la planetaria, come preferite. Per me è terapeutico impastare a mano, voi lo sapete, chi mi segue lo sa. Ho aggiunto anche lo zucchero, perché poi qualcosa lo dovevo dimenticare. Ho aggiunto anche lo zucchero. A questo punto dell'impasto aggiungo un cucchiaino di sale e continuo ad impastare. Eccolo pronto, è bello morbido morbido. Io lo metto qua, copro bene e faccio lievitare. Ecco qua, ci aiutiamo con un po' di farina. Ecco qua, e ci formiamo le nostre graffe. Così. Le possiamo fare sia così che rotonde, come preferiamo, a sentimento, come vi sono più simpatico, che sicuramente ognuna di voi avrà il suo modo di fare. Eccole qua, io le copro e le faccio lievitare di nuovo. Eccole qua, è trascorsa un'oretta. Io ho messo olio per friggere, olio di girasole, ma voi potete usare quello che preferite. Eccole pronte. Le passiamo nello zucchero. E sono pronte. Provatele, sono troppo saporite.